Benvenuti a Gardone Riviera, sponda bresciana del lago di Garda. Qui si trova il Vittoriale degli Italiani, non solo casa, ma tempio, fortezze e spettacolo di Gabriele D'Annunzio. Il biglietto da 10 a 20 euro, ma il completo vale ogni centesimo. Ti apre le porte di un mondo sospeso tra arte, guerra e follia creativa. Si parte dal parco monumentale, 9 ettari di giardini, scalinate, cipressi e viste mozzafiato. Poi si entra nella Preoria, la casa museo del poeta soldato. Ogni stanza buia, carica, simbolica. Una vita eccessiva, raccontata con ogni oggetto. E poi la nave, sì, una vera nave militare, incastonata nella roccia con tanto di ponte e cannoni, il mausoleo in cima con le spoglie del Vate e vista lago. Ma non è finita. Teatro all'aperto, museo dell'aeronautica, auto storiche, persino il letto di Nietzsche. Dopo 5 ore di storia, simbolo e meraviglia, si scende. A pochi minuti a piedi una caletta nascosta ci aspetta. Si stuffa nel Garda, acqua fredda, limpida e rigenerante. Il corpo si rilassa, la mente respira e ti rende conto che anche la cultura può essere un viaggio leggero se lo vivi fino in fondo.